Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con A Voi la Linea. Partiamo con la notizia d'apertura del nostro TG per cui il corpo senza vita di un uomo è stato trovato in località Il Basso a Bonzicco di Dignano a 50 metri dal tagliamento. Il cadavere era da mesi in una zona di bosco impervia. Indagano i carabinieri di San Daniele. Ci colleghiamo in diretta di nuovo con Daniele Paroni per i dettagli. La linea Monica, siamo sempre qui a ridosso del tagliamento in secca dove qualche ora fa è stato ritrovato il cadavere di un uomo praticamente senza vita e che purtroppo è stato ritrovato da due marocchini. Si tratterebbe di un cinquantenne, le operazioni di identificazione sono ancora in corso, che è stato rinvenuto qui tra i rovi. E con me c'è Giambattista Turidano, che è il direttore della riserva locale di caccia, che conosce bene questa zona. Giambattista. Certo, questa è una zona che è frequentata anche dai residenti. Dico anche perché a volte si trovano anche delle persone che magari vengono qua per appartarsi. Dicevo che è frequentata dalla nostra popolazione, dalle nostre genti, perché di qua vengono a camminare. Questa strada collega Bonzicco di fatto costeggiando il greto del tagliamento e porta fino alla filanda di Dignano, tanto per intenderci, quindi ci troviamo in questa zona. È una zona che è frequentata anche durante la stagione venatoria dai cacciatori, durante la stagione dei funghi, dei cercatori di funghi. È una zona che normalmente viene frequentata parecchio, però dicevo nei momenti, nelle stagioni giuste. Ora questo corpo probabilmente non è stato trovato prima perché di fatto in questo periodo c'è una riduzione ovviamente di persone che vengono a camminare in questa zona anche per il caldo ovviamente. Tra l'altro questa stradina è una stradina che dà la possibilità a chi vuole arrivare in macchina proprio sul bordo del Gretto, quindi dal ponte di Dignano a sud è l'unico punto dove si riesce tranquillamente ad arrivare al Gretto. Tra l'altro questa zona è una zona che il Gretto, non il bosco, ma la parte del Gretto è un'oasi di protezione della fauna, in questo caso acquatica. Ci sono anche specie di uccelli di una certa importanza dal punto di vista faunistico, tipo succiacapre, l'occhione ed altri. Ecco, quindi ovviamente per noi, per la popolazione di Dignano, aver saputo questa notizia è un momento di come si può dire, triste, no? Sapere che un corpo di una persona senza vita è giaciuto per parecchio tempo senza essere prima individuato. Se era in un'altra stagione sicuramente veniva individuato prima. Grazie a Giambattista Turidano, direttore della riserva di caccia di questa zona appunto di Dignano. Le indagini sono ancora in corso, il corpo è stato ricomposto in cella mortuaria, molto probabilmente non ci sarà l'autopsia proprio perché la salma è stata attaccata, ma c'è 3 mesi da animali, ma anche perché il periodo nel quale è rimasta lì a pochi passi da noi è stato piuttosto lungo, quasi 3 mesi secondo i rilievi dei carabinieri di San Daniele, che hanno comunque inviato un'informativa alla Procura della Repubblica di Udine. Da Dignano è veramente tutto, grazie al supporto tecnico di Paolo Bassi, a voi la linea. Grazie Daniele, noi ci trasferiamo adesso in diretta con il Comune di Udine dove c'è Marco Pasquariello che appunto ci farà conoscere le ultime decisioni assunte dalla Giunta Fontanini. Eccolo col sindaco. A te la linea Marco. Sì, buongiorno da Palazzo d'Aronco, buongiorno dal Comune di Udine, siamo insieme al sindaco di Udine Pietro Fontanini e vogliamo parlare dell'ex Dormish. Dopo l'approvazione in Consiglio Comunale della variante è stato fatto oggi un altro passo avanti dalla Giunta che riguarda appunto l'ambiente. Sì, riguarda la situazione AVAS, che è la valutazione dell'impatto ambientale per quanto riguarda la variante che abbiamo adottato la scorsa settimana. Si tratta adesso di interpellare l'azienda sanitaria, la commissione paesaggistica, che dovranno esprimersi se è necessario fare questa valutazione. Attendiamo quindi che cosa diranno, ma probabilmente non ci sono elementi che impongono una valutazione approfondita.
Abbiamo dei problemi tecnici, quindi andiamo avanti con alcune anticipazioni della trasmissione Lo Scrigno in onda questa sera alle 21 che sarà trasmessa da Moruzzo. Al centro dell'attenzione gli appassionati delle quattro ruote del club Mezzo Mille. Ci colleghiamo con Daniele Paroni. Grazie della linea e come di consueto il martedì facciamo il lancio di quello che sarà lo scrigno della sera. Sono con il presidente del club Mezzo Mille e siamo a Moruzzo grazie al sindaco che tra l'altro ha emesso un'ordinanza proprio per farci lavorare in sicurezza, quindi il piazzale sarà chiuso per le 2 ore di questa trasmissione. Allora, Presidente, intanto siete in tanti. Sì, siamo in tanti. Qui ha una piccolissima rappresentanza, soci che sono, come vede, amanti delle Fiat Nuova 500, come vi dicevo. E anche però amanti anche di altre autovetture, tipo vi descriverà molto meglio il proprietario dell'autovettura. Altre autovetture che sono generalmente tutte ultra trentennali, che ci permettono di fare delle gite. Noi organizziamo anche delle gite durante l'anno. Siamo stati dentro al Quinto Rigel, siamo stati a Cercivento l'ultima domenica, siamo stati a Pesaris. Durante l'anno organizzo qualche gita, oltre, come dicevo, anche 2 raduni, un raduno a maggio e un raduno a ottobre, che è solo sociale. Abbiamo partecipato prima della famosa, ormai notissima pandemia, abbiamo partecipato a diversi raduni negli anni, di cui lì vede delle coppe che abbiamo preso noi come gruppo più numeroso ai vari raduni. Di solito a Caorle, che c'è un grosso raduno di 500 anche a Caorle, lì siamo sempre stati il gruppo più numeroso. Il presidente che mi ha preceduto era molto bravo anche lui a portare dietro molte persone. Allora, avete capito, la Biscoria ci sta riprendendo dal tetto del municipio, quindi in questa ripresa per così dire acrobatica, e di là c'è il Friuli ed è una veduta mozzafiato. Questo è il terrazzo sul Friuli Venezia Giulia, e vi consiglio, se avete tempo, di passare da queste parti per un passaggio piuttosto romantico qui a Moruzzo sui colli friulani. Col supporto tecnico della nostra Chiara Miscoria è veramente tutto. A voi la linea, noi ci vediamo stasera alle 21. E ci spostiamo adesso a Sauris, che è ufficialmente in corsa per ottenere il riconoscimento di miglior borgo rurale al mondo. La competizione coinvolge altre 2 realtà italiane, l'Isola del Giglio in Toscana e Otricoli in Umbria. La competizione è stata ideata dalle Nazioni Unite in collaborazione con il Ministero del Turismo. Ce ne parla Daniele Paroni insieme al sindaco di Sauris, Hermes Petris. Grazie della linea, sono con Hermes Petris, sindaco di Sauris. C'è una buona, anzi una buonissima notizia, perché questa località, o meglio una parte di questa località, è stata scelta dall'ONU per una qualità che direi unica. Sì, siamo stati fortunati ma bravi, nel senso che il Ministero del Turismo per la seconda volta sta presentando una selezione di borghi particolari da presentare al concorso dell'ONU come The Best Village Tourism, e quest'anno abbiamo passato le selezioni regionali, una prima selezione nazionale, dopodiché erano stati trovati 5 candidati e poi ne sono stati selezionati solamente 3 portati all'attenzione del concorso finale dell'ONU. Quindi c'è l'Isola del Giglio, noi e un comune in provincia di Terni. È una grossa opportunità di visibilità. L'ONU cerca di dare visibilità soprattutto ai borghi rurali, no? E di mettere in rete questi borghi a livello mondiale. L'anno scorso c'è stato il primo concorso, hanno vinto 44 borghi di tutto il mondo, e speriamo quest'anno anche noi di riuscire, no, nella selezione finale che avverrà a fine novembre, inizio dicembre, a essere vincitori. E comunque è già una grande soddisfazione aver passato la selezione nazionale. Sindaco, concludendo, che cos'ha di speciale questo borgo rurale Sauris? Ma a di speciale Sauris lo conoscete, ed è per questo che la Regione ci ha scelto come comune da portare in questo concorso. La sua particolarità, bellezza naturale, la sua storia, la sua cultura, il fatto che siamo un'isola germanofona poi ha consentito di conservare un'architettura molto particolare, quasi indenne. L'isolamento, che è stato per anni un nostro limite, è diventato un nostro
una nostra forza attuale, perché ci ha consentito di conservare il nostro patrimonio. Io ringrazio il sindaco di Sauris Hermes Petris. Da Sauris è veramente tutto, restituiamo la linea allo studio. E noi giriamo la linea al comune di Udine, dove c'è Marco Pasquariello col sindaco Fontanini. A voi la linea. Nuovamente buongiorno da Palazzo d'Aronco, spero che adesso ci sentiate bene. Siamo in compagnia del sindaco di Udine Pietro Fontanini per parlare dell'ex Dormis, perché è in ballo appunto il grande cantiere dell'ex Dormis. Adesso si parla anche di ambiente, sindaco. Sì, si parla di ambiente perché oggi abbiamo portato una delibera in cui chiediamo alla Commissione Paesaggistica e all'azienda sanitaria, se è necessario, fare la valutazione di impatto ambientale per quanto riguarda questa variante che riguarda il recupero di edifici che sono fatiscenti, anzi sono stati incendiati, sono abbandonati, come molti cittadini possono vedere passando per via Bassi. Io penso che non ci sarà questa valutazione, ma insomma non compete al Comune decidere, e quindi è probabile che alla fine di settembre, all'inizio di ottobre, noi adotteremo in maniera definitiva la variante, e questo permetterà in pratica alla proprietà e all'impresa che è stata incaricata di demolire gli immobili dell'ex birreria Dormis. Quindi ci possiamo aspettare un inizio dei lavori verso l'autunno? Senz'altro verso l'autunno i lavori potranno partire, come avevamo promesso all'ingegner Benedetti. I nostri uffici sono pronti, stiamo accelerando, siamo al mese di agosto, ma come vedete siamo qua a deliberare proprio per permettere di recuperare questo sedime, questo luogo che è fondamentale per la zona del centro studi, ma io direi anche per tutta la città di Udine. Benissimo, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Linea allo studio. Grazie Marco, e per oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.